Nella prima sessione del laboratorio partecipato all'M9 di Mestre in scena Ripensare Venezia. Dopo la carica dei 1000 che hanno risposto al sondaggio online, si è discusso di come dal punto di vista economico, sociale e lavorativo si debba investire maggiormente sulla cultura e sulle peculiarità storiche e artistiche della città, senza continuare a puntare tutto esclusivamente sul turismo, che genera richieste di lavoro poco qualificato, cameriere in ristorante d'albergo, facchino e commesso. Una monocultura turistica, quella attuale, che produce stipendi molto bassi, non a caso Venezia è la città col reddito medio più basso dell'intero nord-est, dati Veneto Lavoro e Fondazione Pellicani. E da qui con il suo segretario che si è dato avvio alla prima delle due giornate di dibattito. Con Ripensare Venezia la Fondazione ha inteso lanciare un progetto che ha l'obiettivo di immaginare la città del futuro, dei prossimi decenni, ma per farlo il primo step non può che essere quello di cercare di fotografare la città che viviamo, cioè la città che abitiamo quotidianamente. Città da dove i giovani di casa fuggono in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita e popolata per il 40% da residenti di nazionalità straniera che si accontentano, per così dire, di quello che passa il convento. La parola chiave di questo progetto è insieme. Insieme ai cittadini stiamo scattando questa fotografia. Tu citavi prima dei dati che sono emersi da contributi della Fondazione a questo progetto che costruiamo con tutte le persone che hanno partecipato anche al laboratorio di oggi, la prima sessione, più di 15 interventi. La consapevolezza che il turismo è e resterà sempre la principale attività economica della città, ma non può essere l'unica. Da qui la bocciatura tout court dell'idea dei tornelli per gestire i flussi turistici. Noi dobbiamo gestire i flussi, non promuovere, improvvisare trovate che poi in qualche modo hanno effetto sulla stampa internazionale ma non risolvono il problema dei veneziani. Noi dobbiamo trovare delle regole e non appunto avanzare iniziative come queste che abbiamo già visto che servono a poco.